Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Emigrare all'estero per molti decenni è stata per tanti una necessità per cercare un lavoro che in Italia non si trovava. Molti emigranti si trovarono così bene da restare fuori d'Italia per sempre e formarsi là una famiglia. Non fu questo però il caso di Luigia che, come peraltro anche tanti altri, sentì troppo forte il richiamo del paese natale e dopo qualche anno vi fece ritorno. Qui aprì un laboratorio di sartoria che, come racconta, diventò un punto di ritrovo per le amiche che passavano il pomeriggio chiacchierando e lavorando e, perché no, mangiando dolci di cui Luigia confessa d'essere stata sempre ghiotta. Sono figlia di 2 operai dell'industria tessile e ho vissuto sempre a Mornago finché, sposata, ho seguito mio marito che faceva l'imbianchino in Svizzera. Ma non mi sono mai ambientata e sono riuscita a ritornare al mio piccolo paese. Ho fatto la sarta, mestiere che mi ha sempre appassionato, e mi sono dedicata alla famiglia mia e di mio fratello. Il mio laboratorio era il salotto di casa e le mie clienti erano amiche che trascorrevano da me i pomeriggi invernali chiacchierando sempre del più e del meno. Ho avuto una grande debolezza per i dolci e per le pizzette. Ho sempre amato assaporare le ghiottonerie. Il ricordo di Paolo è molto interessante perché illustra con dovizia di particolari e grande precisione gli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale a cui ha partecipato, cosa non comune perché quasi sempre i soldati non avevano una chiara visione di che cosa stesse succedendo. La cosa curiosa è che tutto il servizio militare Paolo lo espletò in marina, pur non essendo certo uomo di mare, non sapendo nemmeno nuotare. Usciti vittoriosi dalle durissime battaglie della Sirte contro gli inglesi, gli italiani ebbero l'amaro destino di essere sconfitti l'8 settembre dagli ex alleati tedeschi. Fatto prigioniero, iniziò per Paolo un lungo duro periodo di prigionia. In tutto rimase lontano da casa per ben 7 anni. Il ricordo si conclude con una constatazione di grandissimo valore morale, nel dire che alla fine battaglie e prigionia non avevano fatto di lui un eroe, aveva fatto solo il suo dovere. L'ultima constatazione che fa sorridere è che dopo tanto navigare non ha mai avuto nostalgia del mare. Ero l'unico figlio maschio di contadini e quindi sono stato subito avviato ai lavori dei campi. Finite le scuole, a 14 anni, decido di trasferirmi a Milano per lavorare nella pelletteria di mio zio, ma la città non faceva per me.
e tornai a casa. Ho trovato poi lavoro a Solbiate Arno come meccanico tornitore. Ci andavo in bicicletta su strade sterrate, con pioggia, sole e neve. E la sera, come riposo? No, il lavoro proseguiva tra fieno e bestiame. Nel 1938 sono stato arruolato in marina. Non sapevo nuotare, ma mi ritrovai alla Spezia per essere imbarcato su un sommergibile. Appena congedato, l'Italia entrò in guerra e così vengo richiamato giusto in tempo per partecipare a bordo di un cacciatorpediniere alle battaglie della Sirte. La mia nave venne affondata. Ci mettemmo tutti in salvo tranne uno. Successivamente vengo imbarcato come capocannoniere sulla corazzata Littorio, che insieme alla Roma rappresentava il fiore all'occhiello della Regia Marina. Vivevo con altri 7 marinai, giorno e notte, nella torretta del cannone, sempre pronti all'azione. Dopo il tragico armistizio dell'8 settembre del 1943, la flotta della Regia Marina, guidata dall'ammiraglio Carlo Bergandini, si stava dirigendo verso il porto della Maddalena in Sardegna per consegnarsi agli inglesi, ma al largo dell'Asinara fu attaccata dalla Luftwaffe tedesca. La Littorio, ribattezzata Italia, subì danni lievi e proseguì per Malta, mentre la Roma, colpita, si spezzò in 2 tronconi e affondò, portando con sé 1392 uomini. Da Malta ci hanno mandato giù per il canale di Suez fino al lago Amaro in Egitto e dopo 3 mesi siamo potuti scendere dalla nave per essere rinchiusi in un campo di prigionia. Alla fine della guerra terminò e dopo 7 anni e 3 mesi potei finalmente rientrare in Italia. Sbarcato alla Spezia, ho camminato fino a Genova sui binari e poi ancora a piedi fino al Po. Poi riuscii a prendere un treno per Milano per cercare i miei zii. Rimasero senza parole. Avvisarono i miei genitori che sarei tornato sano e salvo in treno. Ad aspettarmi in stazione c'era mio padre, un Pavigeni, e lo zio Cesare, che erano venuti a prendermi col carro. Finito questo capitolo, nel quale ho fatto solo il mio dovere, mi sono sposato e ho avuto una vita normale e tranquilla, ma credetemi, non ho mai avuto nostalgia del mare.